Bentornati a un nuovo appuntamento con Mattino Verona. Siamo in diretta con voi come promesso per parlare del tema del giorno di oggi, lunedì 2 novembre. Oggi parliamo di sicurezza, in particolare alla luce dei disordini che si sono registrati in diverse città italiane, tra cui anche Verona. Ricordiamo l'ultimo episodio avvenuto mercoledì scorso in Piazza Erbe, dove un corteo di centinaia di persone ha attaccato le forze di polizia e distrutto tavoli e sedie di bar vicini nel tentativo di raggiungere la prefettura Scaligera, un gesto che è stato condannato chiaramente dall'amministrazione, ma che rimane grave soprattutto per le conseguenze che ha riportato. Ricordiamo che 5 poliziotti sono rimasti feriti, di cui uno anche in modo grave. Per parlare di questa tematica siamo in collegamento telefonico in questo momento con il dottor Maurizio Ferrara, segretario vicario regionale del Veneto del sindacato FSP Polizia e coordinatore nazionale di tecniche di base operative FSP. Buongiorno dottor Ferrara. Buongiorno. Allora, dunque, iniziamo subito parlando di questi disordini. Prima Napoli, poi Verona, Firenze e tante altre città che sono finite appunto al centro della cronaca. Dopo i disordini di queste settimane in cui sono stati feriti diversi poliziotti, qual è il bilancio di questi scontri tra cittadini e forze dell'ordine? Purtroppo il bilancio di queste ultime giornate non è del certo rassicurante. Dopo Roma, Trieste, Napoli, Torino e Verona, anche Firenze è stato teatro di violenti scontri con le forze dell'ordine, dove criminali hanno attaccato le forze di polizia provocando tra loro 10 feriti. Questo è Firenze. Ma il bilancio è un bilancio assolutamente preoccupante. Ogni giorno sono troppi i feriti, un'aggressione ogni 3 ore, 250 aggressioni al mese e 1000 all'anno per la sola polizia, senza contare i feriti riportati anche dalle altre forze dell'ordine. A fronte di una situazione ormai diventata drammatica, però, che cosa fa lo Stato? Nulla, un silenzio assordante da parte delle istituzioni, e i poliziotti vengono lasciati soli purtroppo a gestire senza uomini e senza mezzi una situazione ormai esplosiva e fuori controllo. Non ci si rende conto che in Italia ormai stiamo vivendo una emergenza sicurezza alla quale è necessario rispondere con provvedimenti straordinari. Non è pensabile infatti continuare a tamponare una situazione di questo tipo con strumenti inadeguati. Le piazze ormai sono in uno stato di guerra quando lo sono, e bisogna andare preparati a una situazione di questo genere. Serve che si intervenga subito con azioni forti, soprattutto quando le proteste degenerano e vanno bloccate. Non si può tollerare ulteriormente situazioni di questo tipo. E ci troviamo di fronte talvolta a situazioni paraterroristiche, di guerriglia, che senza utilizzare misure straordinarie purtroppo, non sono fronteggiabili. Certo, assolutamente sì. Ecco, mentre lei stava parlando abbiamo visto anche qualche immagine dello scontro di mercoledì sera scorso a Verona e sappiamo che negli scontri della settimana scorsa erano presenti anche diversi minorenni appartenenti a baby gang, un fenomeno che è sempre più grave. Quanto secondo lei è grave però questa nuova forma in cui partecipano anche i ragazzini, e perché sempre più spesso vediamo i giovani che si trasformano in violenti individui? Guardi, le infiltrazioni di minorenni a cortei autorizzati sono sicuramente un allarme crescente che nessuno pare sappia fermare. Si uniscono in branco, si infiltrano anche nei cortei senza alcun codice di comportamento, che non sia violenza e devastazione. Chiamiamoli con il nome giusto: sono baby criminali che non si fermano davanti a nulla. Non sono un sociologo e quindi non so dirle per quale motivo questo avviene, però dietro questi comportamenti ritengo ci siano spesso i disagi familiari di questi ragazzi. Certo. Ecco, alcuni partecipanti al corteo, esercenti e ristoratori in particolare, si sono discolpati dicendo che loro sono arrivati in Piazza Erbe e in quel momento qualcuno si è infiltrato per creare questi disordini particolarmente violenti. Anche questo è un fenomeno sempre più frequente, parliamo di estremisti appunto che arrivano e si infiltrano in questi cortei. Crede che ci sia un'organizzazione o una speculazione dietro a questi, da parte di questi specifici gruppi su questi eventi? Guardi, il dissenso è legittimo. Ognuno può legittimamente manifestare il proprio dissenso a qualsiasi tipo di provvedimento, anche il più contestabile. Tuttavia
bisogna farlo con dei modi che siano diversi da quelli che spesso vengono utilizzati. In questi cortei spesso si infilano gruppi di estrema destra, fronte skinheads, centri sociali, ultra, che non hanno nulla a che vedere con il dissenso. Quindi alle legittime manifestazioni da parte dei cittadini normali che vogliono in qualche modo contestare quanto sta avvenendo, si trova di fronte a una situazione in cui questi personaggi creano disordine e violenza. Certo. Ecco, un'ultima domanda. Secondo lei la situazione, soprattutto la frequenza di questi disordini, è destinata ad aumentare visto il malcontento dilagante di questi ultimi mesi? Guardi, io credo che purtroppo, vorrei sbagliarmi, ma continueremo su questa strada, la situazione non potrà che peggiorare, perché nei confronti dei criminali, vanno chiamati con il nome giusto, si continua a usare eccessive indulgenze, strumenti inadeguati. I poliziotti non hanno gli strumenti adeguati per contestare situazioni di questo genere. Rimissioni di libertà immediate anche nei confronti degli autori di reati gravissimi sono cose di ogni giorno. E questo incide negativamente sul morale e anche sul morale degli agenti di polizia. Leggi eccessivamente garantistiche e procedure che non tengono conto della gravità del momento. Tutto questo condito con una situazione anche dal punto di vista contrattuale da parte degli uomini della polizia, dei poliziotti correttamente, è sicuramente ormai obsoleta. L'ultimo contratto risale un anno fa e anche attualmente quelle che sono le indennità degli uomini che lavorano sulla piazza e rischiano ogni giorno di proprio, non viene tenuto nel dovuto conto. Mi pare che nessuno stia facendo niente a fronte di una situazione di questo genere e che la polizia sia lasciata da sola. Chiaro, è chiarissimo. Ecco, non ci resta che sperare che la situazione possa migliorare sia per gli agenti che per quanto riguarda i disordini, sperando che non si ripetano situazioni come quella di mercoledì scorso anche a Verona, ma sappiamo che si vive al momento, stiamo navigando a vista, ecco. Guardi, purtroppo. A Roma in questi giorni, nei giorni scorsi, abbiamo stato organizzata da FSP Polizia una manifestazione poliziotti, servitori ma non servi, alle quali hanno aderito moltissimi agenti, per dire che non è più possibile continuare in una palude di incertezza e ipocrisia in cui i nostri vertici ci tengono da anni senza che nulla venga fatto vergognosamente a fronte di una situazione di questo tipo. Certo. Benissimo, allora noi ringraziamo il dottor Maurizio Ferrara, segretario vicario regionale del Veneto del sindacato FSP Polizia e coordinatore nazionale di tecniche di base operative FSP. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a lei, buongiorno. Benissimo, allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra pochi minuti per nuove interviste dedicate al tema del giorno di oggi, sicurezza a Verona. Grazie per averci seguito e a tra poco.